Karl Orff è stato un compositore e didatta tedesco. Nacque a Monaco. Aveva già incominciato a comporre quando, ultimati gli studi ginnasiali, è divenuto allievo dell'Accademia Musicale di Monaco, 1913-14, sotto la guida di Behr Wallbrunn e di Zicher. Dal 1915 al 1917 ha esercitato la direzione d'orchestra del Münchner Kammerspiel di Monaco, poi a Mannheim, 1918-19, e Darmstadt. Rientrato nel 1919 a Monaco, ha svolto un'intensa attività come insegnante privato e ha completato gli studi musicali con Kaminsky, 1921-22. Dedicatosi al genere teatrale, ha rivolto una particolare attenzione alla musica antica e a Monteverdi. Nel 1924, in collaborazione con la moglie Dorothee Günther, ha fondato a Monaco la Güntherschule, ispirata al metodo Jacques Dalcroze, corso di educazione collettiva di ginnastica ritmica, musica e danza classica, dove ha trovato un ideale campo di esperienze per la sua orchestra di strumenti a percussioni, bicchieri, tamburi, campane, xilofoni, eccetera. Il risultato del suo lavoro è illustrato nel metodo Das Werk, raccolta di materiale didattico per bambini, che oggi è alla base dell'insegnamento musicale in molte scuole tedesche. Dal 1930 al 1933 ha diretto il Bachverein di Monaco e dal 1959-60 ha tenuto una cattedra di composizione nella Hochschule für Musik della stessa città, interrompendo un periodo tutto dedicato alla composizione. In questo campo ha colto il primo vero successo nel 1937 con i Carmina Burana. La facoltà di filosofia dell'Università di Tübingen gli ha conferito nel 1955 la laurea honoris causa. Negli anni seguenti è entrato a far parte dell'Accademia di Santa Cecilia, della Reale Accademia Musicale Svedese, e ha ricevuto varie onorificenze. Tra gli allievi Eck e Sutermeister.